Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a Telepace Sport come ogni lunedì alle 21 circa. Ciao Gloria. Ciao Roberto, buonasera a tutti. Ciao Luca. Buonasera. Allora, tanti sportivi anche questa sera, andiamo anche per il comprensorio da Casarza, Santa Margherita Ligure, passando da Lavagna, insomma abbiamo anche una bella rappresentanza del nostro Tigullio dove insomma si giunge alla fine di diversi sport, difatti questa sera festeggeremo una squadra che è stata promossa. Però un'anteprima solito sul grande calcio. Esatto. Intanto gioca il Genoa. Intanto gioca il Genoa, infatti Tony poco fa appunto ci ha detto un aggiornamento sulla partita, 1-0 gol di Torsby e durante la partita vi terremo comunque aggiornati, gioca contro il Cagliari a Marassi. Perfetto. Per quanto riguarda la Serie B, questo weekend la Sampdoria ha pareggiato 1-1 contro il Como, un pareggio anche per lo Spezia contro il Brescia, finita appunto 0-0. In Serie C si è giocata l'ultima giornata di campionato e Roberto bastava solo un punto all'Entella per appunto essere promossa, essere diciamo confermata in Serie C e addirittura ha fatto 3 punti. Assolutamente. Infatti diciamo ha vinto 1-0 contro l'Ari Canatese con la rete di Santini al 9° minuto. Il Sestri Levante invece si è fatto rimontare dall'Arezzo ed ha perso 2-1. In Serie D invece la Lavagnese ha giocato in casa della RG Ticino e il risultato anche per loro è stato di 0-0. Dunque, giornata abbastanza positiva, seguiremo il Genoa, appunto, come diceva Gloria. Invece Luca, la pallanuoto sta arrivando stiamo alle arrivando fasi ai verdetti, finali. esatto, ai verdetti, comincerà adesso mercoledì, cominciano i gironi finali per il playoff scudetto, dove avremo la Prorecco protagonista che giocherà contro l'Ortigia e l'altra semifinale invece sarà Brescia-Savona, quindi insomma sarà soprattutto Brescia-Savona sarà senz'altro partite tutte da seguire, molto incerte. Invece per quanto riguarda la femminile, ottimo risultato del Rapallo che è andato a vincere contro la SIS Roma, tra l'altro una squadra molto in forma la Roma perché ha vinto la Coppa Italia, quindi una squadra in forma, però Rapallo è riuscito a vincere, quindi ha strappato il terzo posto e quindi anche Rapallo va in finale scudetto al terzo posto e giocherà la semifinale contro il plebiscito Padova, mentre invece la SIS Roma se la vedrà con l'Equipe Orizzonte. Ecco, Quindi, per grande partita Chiavari-Torino. e poi c'è stata una grande partita per i playoff della A2, Chiavari-Torino, dove hanno pareggiato 14-14, la Chiavari Nuoto è riuscita a pareggiare a 9 decimi di secondo dalla fine della partita. Questo risultato permette alle due squadre probabilmente di accedere ai playoff, perché ci sono 3 squadre a pari punti, a 45 punti, che sono il Chiavari, il Torino e il Brescia. Hanno tutte e due un turno, c'è ancora una partita, quindi lì dovranno vincere tutte e 3 per confermare le posizioni, però per gli scontri diretti Chiavari è favorito sia sul Torino che sul... se è favorito sul Brescia e quindi non dovrebbe mancare appunto l'aggancio alla zona playoff e quindi l'entrata nei playoff. Sarà una partita, ricordiamo, alle 18, non alle 17 di sabato perché giocano tutte alla stessa ora e sarà contro l'Arenzano che una squadra da prendere insomma con le dovute cautele, ecco, perché è la sesta forza del campionato, sta giocando un ottimo campionato, squadra giovane, quindi da prendere con le dovute cautele. Però bene, andremo nei dettagli dopo, dai Luca. Certo. Allora, questa è l'anteprima, prendiamo posizione Gloria, presentiamo gli ospiti, vediamo già delle coppe qua che sono esposte e sono del San Lorenzo della Costa, società di calcio che dal campionato di seconda categoria sale in prima categoria, perciò il primo applauso questa sera va per il San Lorenzo. Abbiamo un bel gruppo di giocatori e qua abbiamo Marco Camisa, appunto mister, e Leo Detrizio che è vicepresidente. Poi parleremo di basket, lo facciamo con la Polisport Lavagna, con Anna Peirano che è dirigente e l'allenatore Davide Bernardello. Poi abbiamo una bella rappresentanza
FCD Academy Casarza Ligure, abbiamo il responsabile settore giovanile Domenico Bertorino, ma poi abbiamo diversi ragazzini e anche 3 allenatori, perciò un bel applauso a Casarza. Poi Giorgio Mangiapane, una bella storia sportiva la sua, e qua in veste di tifoso della Virtus Entella, arriva da Grosseto e ci racconterà un pochino tutta la sua avventura sportiva. Grazie Giorgio, un applauso ai tifosi. Ai tifosi che insomma hanno tutti gli sport. Andiamo invece in platea con Gloria. Allora, in platea Roberto, oggi vabbè, come dicevi tu, è veramente numerosa, abbiamo l'Academy Casarza con appunto i suoi giovanissimi, per passare al San Lorenzo della Costa, appunto, che è stato promosso in prima categoria, e per finire la Polisport Lavagna con il basket. Benissimo, benissimo. Allora facciamo una carrellata rapida, anche così ci conosciamo un pochino. Marco, era prevista questa promozione in prima categoria oppure no? Di previsto all'inizio no, però che partivamo che c'erano 4 squadre che potevano vincere il campionato, una di queste eravamo noi e l'abbiamo vinto, non c'era niente di scontato, poi nel calcio figurati, assolutamente. Lo sappiamo, no? Che... Ah, certo, noi ma un po' tutti gli sport. Non sapevamo di avere comunque delle qualità per poter competere a vincere. E poi di 4 una ha vinto, le altre 3 sono arrivate dietro. Ecco, anche ieri avete onorato questa partita, sì, per una 4-2. Per una mezz'oretta sì. Perché prima non andava bene. Insomma. Ti hanno fatto arrabbiare? No, un pochino. Ma una come la tua esperienza, poi vediamo un po' i giocatori cosa già, dicono, no, ma eravamo già in vacanza. Camisa è una garanzia, mi sembra. Tantissimi anni, quant'è che alleni? Io i numeri non li tengo, né le vittorie né le sconfitte e gli anni che alleno sono tanti e tra allenare e giocare sono tantissimi, non li voglio dire. Bene, dai, poi avremo modo. Anna, fai un po' il punto sul basket polisport. Allora, il punto sul basket polisport, quest'anno abbiamo partecipato con la prima squadra alla Serie C femminile, abbiamo rinunciato alla partecipazione alla B per motivi sia tecnici che organizzativi ed economici, e diciamo che noi abbiamo negli ultimi 2 anni rinunciato a fare la Serie B perché abbiamo in mente un progetto di, come dire, un po' più ampio respiro, per cui abbiamo cercato un po' di ripartire, ricostruire un settore giovanile, ricostruire una prima squadra, soprattutto di ragazze, diciamo, di qua. L'esperimento è riuscito, cioè il progetto sta andando secondo, diciamo, quello che ci aspettavamo. Abbiamo costituito un bellissimo gruppo di ragazze, mettendo assieme le nostre ragazze polisport con le ragazze provenienti per la maggior parte da Rapallo, e siamo arrivate in finale. Inaspettatamente rispetto ai, diciamo, pronostici di quest'estate, e sono state non brave, sono state bravissime. La finale è andata male, però insomma abbiamo in serbo altre avventure per le nostre ragazze. Vediamo proprio delle immagini, appena poi c'è il collegamento, perché abbiamo anche il collegamento con Giacomo. Bertorini invece e Domenico, insomma tanti ragazzini a Casarsa vedo, in rappresentanza. Sì. Ma diciamo che quest'anno abbiamo aumentato i numeri, abbiamo raddoppiato i numeri, ora poi quest'anno abbiamo il rifacimento. Tu, Domenico, fai un po' vedere. Genoa-Cagliari 2-0. Genoa è scatenato. Sì. Abbiamo il campo in rifacimento, quindi abbiamo anche un progetto di crescita a livello societario, e diciamo che sono stati 2 anni abbastanza intensi e comunque siamo molto soddisfatti. Ecco, avete un po' ricostruito, fatto una società nuova? Sì, no, la società c'era già, siamo entrati con uno staff nuovo, un presidente nuovo, ci siamo dati un po' di organizzazione e stiamo cercando di migliorare. C'è molto da migliorare, però la direzione mi sembra quella corretta. Ecco, Giorgio, ti facciamo raccontare dei
la storia a piccoli pezzetti, così Perfetto. ci intrattieni da tifoso, rappresenti un po' i tifosi di tutti gli sport, no? Questa anima che fa fare il tifo anche sacrificio. Certo, intanto Allora, tu voglio arrivi salutare Sì. le società sportive qui presenti, vorrei salutare e ringraziare Telepace per l'invito, vorrei salutare gli amici dei club biancocelesti. Ecco, dobbiamo ricordare bisogna tifoso ricordare, Virtus perché io Entella. sono tifoso, quindi non sono in veste, sono un intruso forse. No, vabbè, in un no, certo no. senso, non Poi rappresento abbiamo altre una cose da società ma raccontare. dei tifosi, il Val Graveglia, la vetreria Lago Marzino e il Diaspora, che sono gemellate con il mio club di Grosseto, Club Biancorosso Anno Zero 1970. Quanto ci si mette da Grosseto a Chiavari? 2 ore e 30, 2 ore e 3. Bene. perché ho furia. Però sei venuto sempre a vedere? Ma sono più le volte sono venuto che non quelle che se mancano. Poi ci racconterai dove nasce questo binomio Sì, beh, Grosseto-Chiavari. Andrea, conoscere, perché abbiamo tante persone qua in platea, Gloria, bisogna fare dei giri rapidi, ma conoscerne il più possibile. Io andrei per iniziare da San Lorenzo della Costa, comunque, questa promozione, e vado dal portiere Alberto, ti chiedo le sensazioni di quando appunto avete capito che potevate farcela e che ce l'avete fatta. Ma diciamo che sin dall'inizio il nostro obiettivo era quello di far bene, come diceva appunto il mister. C'erano 4 squadre che apparentemente erano più attrezzate delle altre e diciamo che sin dall'inizio, sin da subito siamo partiti bene e è una grandissima soddisfazione con questo grandissimo gruppo aver raggiunto l'obiettivo, direi più che meritatamente. E invece c'è Lorenzo, attaccante, tu sei uno dei goleador, giusto? Quanti gol hai fatto e qual è il più bello in questa stagione? Buonasera a tutti. Allora, il gol più bello sicuramente è quello che ho fatto contro il Marina Giulia e i gol sono 22 tra Coppa e campionato. Complimenti. E il vicepresidente cosa dice? Fai vedere un po' la coppa, tirano un po' su, eccoli. Abbiamo anche qualche foto forse della vostra festa che avete fatto. Sì, abbiamo fatto un po' di festa sia sabato scorso che ieri. E io come dirigente sono vicepresidente del San Lorenzo da ormai 5 anni, però sono qui da quando ho 23 anni. Quindi vivo in maniera importante tutto quello che succede nel gruppo, cerco di aiutare il mister, ci sono altri dirigenti con cui affianchiamo appunto il mister e il presidente che la scorsa primavera ci ha messo di fronte a un bivio, ci ha detto eravamo retrocessi per l'ennesima volta dalla prima categoria e il bivio era fare una squadra di amici e prendere quello che veniva oppure cercare un allenatore importante e giocatori importanti per riportare San Lorenzo in prima categoria. E il merito di aver ingaggiato Marco Camisa è prevalentemente del presidente e lo potrà confermare anche Marco perché gli abbiamo dato il tormento fino a quando poi lui non si è seduto a tavolino con noi. La voglia di rientrare dopo qualche anno che era fermo secondo me era tantissima e ci siamo seduti a tavolino e abbiamo buttato giù le nostre idee e devo dire che la preoccupazione grande era quella di amalgamare un gruppo di vecchi che erano al San Lorenzo con tutti questi ragazzi che sono arrivati. Devo dire che dopo il terzo, quarto allenamento il problema non si è nemmeno mai presentato. Loro sono stati molto molto bravi a creare un gruppo in campo ma soprattutto fuori. Direi che fuori hanno vinto a settembre, sul campo abbiamo vinto ad aprile. È stato un campionato duro, noi eravamo fra quelle che potevano vincerlo, il campo dice che siamo stati i più bravi.
vederli giocare quest'anno è stato veramente bello, perché si è visto veramente il lavoro fatto in settimana e il tasso tecnico è notevolmente aumentato. Chi negli anni precedenti aveva dato meno è maturato e ha dato sensibilmente di più, quindi siamo contenti, ecco. Bene, mi suggeriscono che abbiamo il collegamento dal Palazzetto dello Sport. Allora, se è tutto pronto, ancora un minuto? Vediamo di dare è pronto. Benissimo, allora Giacomo, se ci riuscite a sentire, vi lascio la linea. Abbiamo il collegamento con l'Aurora Basket, Chiavari al Palazzetto San Pier di Cane. Sì. Buonasera Roberto e buonasera a tutti coloro che ci stanno seguendo. Siamo dal Palazzetto dello Sport di Chiavari a San Pier di Cane, dove sta svolgendo l'allenamento della prima squadra dell'Aurora Basket. Qui con me c'è Giuliana Ferentino, che è dirigente e responsabile dell'Aurora Basket. Qui alle nostre spalle abbiamo la prima squadra, però l'Aurora Basket e anche tante altre squadre. Quanti ragazzi avete? Siamo intorno ai 200. Quest'anno abbiamo avuto un incremento incredibile sul mini basket, infatti siamo riusciti a fare tutte le categorie, dai pulcini, che poi poverini non hanno neanche il campionato, agli scoiattoli, dove abbiamo due squadre di aquilotti, esordienti, under 13, 15 e 17 e poi ovviamente la prima squadra. Poco fa è finita la seconda gara di playoff dell'Under 17 che hanno chiuso con 2-0, quindi andiamo in semifinale per il campionato Under 17 Silver. Diciamo, l'Aurora Basket è tanto tempo che c'è, come si fa a mantenere in vita una società in salute e riuscire anche a coinvolgere più persone, perché è stata una crescita? Allora, come qualcuno si ricorderà, la società è nata 22 anni fa ed ero giovane, tanto giovane, e infatti Roberto solitamente mi diceva la mamma Giuliana. Ora sono qua, sono zia sicuramente, potrei essere nonna di tanti bambini. Comunque mantenere la società riesco a portarla avanti, perché comunque malgrado l'età ho ancora tanta voglia di stare in mezzo a questi ragazzi. È solo questa la passione che ho per il basket e l'amore che ho per i bambini e i ragazzi, perché anche la prima squadra voglio bene a tutti. Ringraziamo Giuliana, linea allo studio. Bene, sì, salutiamo allora la mamma del basket e Chiavari rimane mamma per tutti, Giuliana. Bene, allora poi abbiamo anche un collegamento con Lipani della Virtus Entella. Intanto introduciamo un attimino con Domenico un po' un commento, poi andiamo anche sul Sessi Levante, perché la tua esperienza sul calcio ne approfittiamo questa sera, ma parliamo un pochino della Virtus Entella invece. Ieri alla fine poi è stata una bella vittoria, c'era anche l'ambiente, insomma, molto sentito, molto caloroso. E diciamo che ha fatto un campionato forse leggermente al di sotto delle aspettative, però l'importante è che sia riuscita a mantenere la categoria, quindi la vittoria di ieri conferma la categoria ed è una cosa per il Tigullio molto importante. Sì, poi tra l'altro bisogna anche, credo, ricordarci che forse noi eravamo abituati dalle nostre parti a avere due società quest'anno, Sestri e Chiavari, e soprattutto la Virtus Entella ci ha abituato dalla Serie B, Serie C, nello sport tu mi insegni che ci sono gli anni che non sempre vengono le ciambelle col buco, è giusto o no? Sì, certo, come diceva prima anche Marco, si parte con un obiettivo, poi per raggiungerlo ci vogliono una serie di fattori che ti consentono di farlo. Quest'anno è andata così, però comunque sicuramente un altro anno programmeranno qualcosa di importante, secondo me. Bene, vediamo se... Benissimo, abbiamo una regia questa sera con Tony. Allora, vediamo, dovremmo avere Jacopo Lipani. Pronto? Pronto, buonasera a tutti. Ciao Jacopo. Buonasera. Allora un applauso che ti arriva dal Teatro Caritas di Chiavari per il bel risultato di ieri. Allora raccontaci un pochino la partita di ieri. È stata una partita difficile, soprattutto nella settimana, perché è stata una settimana abbastanza pesante rispetto alle altre, perché sapevamo la situazione. Però devo dire che siamo stati molto bravi, perché comunque l'abbiamo subito indirizzata andando in vantaggio e poi abbiamo tenuto
bene fino alla fine. Ecco, è stato magari un anno, come si diceva anche prima con Bertorino, magari un po' al di sotto delle aspettative, ma nello sport ormai, insomma, succede, no? Sì, sì, ma lo sport è così, tante volte ti dà e alle volte ti toglie. Questa stagione è partita sin dall'inizio in modo negativo, però siamo riusciti a rimetterla in carreggiata e a salvarci, e quello è l'importante. Ecco, Jacopo, sono tanti anni che sei a Chiavari, sei arrivato ragazzino. Sì, io sono arrivato che avevo 13 anni, era l'anno della prima promozione in Serie B, era l'anno del centenario e sì, ho avuto la fortuna di vivere da vicino tutti quelli che sono poi i migliori anni dell'Entella. Ecco, credo che ormai Chiavari si è fatto un nome, no, in giro per l'Italia. Sì, sì, ormai Chiavari è una realtà ben consolidata e che sta diventando sempre più importante sia a livello di settore giovanile, che comunque ottiene sempre ottimi risultati, e comunque anche di prima squadra, che ormai sono 10 anni che è nel calcio professionistico a ottimo livello. Ecco, vogliamo anche salutare tutto lo spogliatoio. Jacopo, ieri cito un nome, De Lucia ha fatto delle grandi parate. Sì, ieri Victor ci ha salvato parecchie volte, ma devo dire che i complimenti vanno comunque fatti a tutti, perché è stata una settimana difficile, una stagione difficile, ma è passata anche dai ragazzi che magari hanno giocato di meno, che hanno avuto meno minuti, che comunque si sono sempre allenati con costanza e con professionalità. Quindi il ringraziamento e saluto va a tutti. Ti faccio fare un saluto, qua abbiamo degli esperti, allenatori, ma c'è soprattutto una persona che pensa che tutti in questi anni arriva da Grosseto per seguirvi, che è Giorgio. Ciao Lipani, complimenti. Ciao, buonasera, grazie. Cosa diresti, Giorgio, a tutta la squadra? Ma tutta la squadra cosa devo dire? È stata un'annata nata male, ma conclusasi bene. Era la cosa più importante, senza fare tanti discorsi. Abbiamo vinto 3 punti, ci siamo salvati. E quindi ora l'unica speranza, io parlo come tifoso naturalmente, diciamo al di fuori dell'ambiente vero e proprio, perché abito fuori Chiavari, quindi tante dinamiche non le so, ma insomma ci siamo salvati e sono convinto che finché ci sarà il presidente Antonio Gozzi non avremo in seguito dei problemi. Ecco, Domenico, vuoi fare una domanda a Jacopo? Sì, qual è stato il momento più difficile della stagione? Non ho sentito bene, scusi. Quando è stato il momento più difficile della stagione? Diciamo che è stata proprio la sconfitta di Rimini, secondo me, perché ci ha messo in una situazione non facile da gestire. Però dai, ne siamo usciti bene e siamo contenti di questo. Jacopo, invece ti faccio fare i complimenti perché abbiamo qua in studio il San Lorenzo della Costa che dalla seconda categoria è andato in prima, perciò voglio che li ricordi. Complimenti a loro. Complimenti a loro. Bene. E poi abbiamo dei ragazzini di Casarza che sono piccolissimi. Gli vuoi dare un incoraggiamento, un consiglio? Tu ti ricordi quando eri piccolino? Quanti anni hanno? 6, 7 anni? 8? Sì, no, il consiglio che vi posso dare è quello di divertirsi, assolutamente, di essere sempre spensierati e divertirsi giocando. E tu quando hai iniziato a giocare? Quando avevo 5 anni io. Vabbè, allora la loro età più o meno, E tu sei centrocampista e hai iniziato, che ruolo ti piaceva? Stai facendo quello che ti piaceva da ragazzino? Ma nei primi anni, proprio quando ero piccolo, ero un attaccante, facevo gol. Poi col tempo, anche passando a 7, poi a 11, sono un po' arretrato a centrocampo. Bene, allora ti salutiamo. Non so, visto che da tanti anni a Chiavari ti fermi anche l'anno prossimo, si può già dire? Sì, la mia situazione contrattuale è ancora legata all'Entella, quindi direi di sì. Bene, allora un applauso a te e a tutto lo spogliatoio. Grazie, buona serata.
Grazie e un saluto a tutto lo spogliatoio. Andrei a sentire un pochino gli allenatori invece del Casarza. Academy Casarza, però non sono tutti allenatori, abbiamo 2 dirigenti di leva che sono Paolo Raffo e Cristian Basso e appunto allenatore, però mi hanno detto che si dice formatore, non allenatore, leva 2017-2018, Giordano Boggiano. Ai dirigenti chiedo appunto di cosa vi occupate. Sì, noi facciamo un po' da raccordo tra il campo, quindi bambini, famiglie, i formatori e la società. E ci occupiamo delle chat, ci occupiamo di organizzare i momenti di ritrovo sia al campo per l'allenamento, sia poi accompagnare i bambini nello spogliatoio. Siamo una leva 15-16, siamo abbastanza numerosi, quindi siamo 18 bambini tesserati quest'anno e io e Paolo siamo quelli che danno una mano. E oggi siamo qui a sopperire ai formatori che erano occupati a lavoro, quindi fa parte del nostro ruolo, diciamo. Un saluto anche a loro. Salutiamo, sì, Leonardo e Lavinia, li salutiamo. Invece il formatore Giordano Boggiano, ti chiedo come sviluppi gli allenamenti ai ragazzi così piccini. Gli allenamenti sì, sono la cosa più importante perché poi vengono per giocare, questi qua, i ragazzi di 6 anni è difficile dargli anche una direttiva in campo e più che altro giochiamo, ecco. Poi facciamo anche la partita, però giochiamo, parliamo, facciamo tutto quello che si può dire è un insieme di cose per fare un allenamento di 1 ora e mezza. Ecco. E la vera e propria gestione com'è complicata? Sì, con 10 ragazzini, ma comunque ho sempre qualche genitore, anzi bisogna fare un applauso ai genitori perché veramente sono stupendi. Sono quelli che ti danno la forza per andare avanti, per gli allenamenti, per far sì che si svolgano nel miglior modo possibile. E i bambini crescono, imparano qualcosina, bisogna capirli, ognuno ha il suo carattere. Ho una leva di grandi portieri, quindi sono quasi tutti portieri. Vabbè, qualcheduno diventerà attaccante o centrocampista, Tempo al tempo. Poi abbiamo anche uno che, cioè io all'inizio ho detto, il primo gol che facciamo andiamo a mangiare gelato, perché era un modo per... Sì, ha fatto il gol e mi ha toccato il gelato. Gelato per tutti, da lì basta promesse. Bene, allora da Casarza passiamo a Lavagna perché abbiamo ancora il nostro allenatore della Polisport, Davide, che non ha ancora fatto il punto. Com'è andata la stagione dal punto di vista tecnico? Intanto buonasera a tutti, la stagione è andata molto bene, molto meglio di quello che potevamo pensare all'inizio, perché quando smantelli una squadra e, come dire, fai arrivare persone nuove è sempre un'incognita, non si può mai sapere, ci vuole tempo. Noi siamo riusciti a accorciare questo tempo e il merito è solo della squadra perché sono andate d'accordo fondamentalmente, perché basta poco per rovinare tutto quanto. Siamo partite un po' in sordina, siamo state brave durante la stagione a meritarci il primo posto in stagione regolare, a conquistare i playoff da testa di serie. Poi diciamo che 3 settimane prima della finale è iniziato un po' il nostro periodo nero, che come in tutti gli sport capita, a noi ahimè è capitato verso la fine, era meglio se capitava durante l'anno, e abbiamo perso 2 pezzi molto importanti della squadra che inevitabilmente hanno poi condizionato l'andamento, ma complimenti e onore a chi ha giocato perché abbiamo dato del filo da torcere con le pezze, con le stampelle, con i cerotti a una squadra secondo me per valore di categoria superiore. Quindi complimenti a loro. E per quanto riguarda invece tutto quello che c'è sotto, tutto il nostro settore giovanile, è stato un anno importante anche quello perché ad esempio il gruppo Under 14 è passato dall'anno scorso a essere una squadra che aveva appena cominciato, è arrivata penultima, abbiamo perso una semifinale anche lì per un periodo sciagurato, però
bravissime loro e il futuro è loro, ecco, diciamo così. Molto contenti tutti. Ce l'abbiamo quasi tutti, abbiamo l'80% quasi tutti quanti. L'Under 14? 14-15 sono le stesse, ma allora, però... Gloria, devi poi andare un po' a sentire. Volevo ancora ritornare, Davide, con la Anna dirigente, che è un'ex giocatrice, che è sempre stata molto brava, come va? No? Interviene sulle analisi tecniche o no? Diciamo che abbiamo modo di scambiare qualche opinione perché, come dire, sarebbe stupido da parte mia infilarmi in una palestra di pallacanestro femminile e non chiedere aiuto a chi già c'è dentro e chi magari può capire meglio di me i problemi che possano nascere. È una dirigente molto brava, nel senso che non mette più di tanto becco nelle questioni tecniche, quindi andiamo d'accordissimo. Anna, ma è vero? Mi sembra strano che non dici qualcosa. No, ce ne ho già talmente tante di cui occuparmi, cose che, come dire, si salva il ragazzo. No, scherzo, a parte, io penso che il dirigente debba fare il dirigente, l'allenatore deve fare l'allenatore. Se poi lui mi chiede cosa ne penso, tu cosa faresti, oppure c'è un qualcosa... Qualche allenamento non lo riesci a fare insieme, no? No, diciamo che io faccio il tappabuchi. Ah, perciò... No, io vado in panchina per esempio con le Under 14-15 perché Davide è uno e non può essere contemporaneamente, che ne so, a Savona con le Under 14 e a Spezia con la prima squadra, quindi quando c'è bisogno, io avendo comunque tutte le tessere possibili e immaginabili, vado dove c'è bisogno, ecco. Quindi sì, qualche volta, purtroppo per loro, faccio anche l'allenamento. Poi ritorniamo, tanto le vediamo tutte belle, quella bella inquadratura lì, benissimo. Facciamo un applauso, qua è la squadra. Adesso andiamo a conoscerne qualcuna. Esatto, guarda Roberto, sono qui con due capitani subito in prima fila, Giada della Serie C e Arianna Under 19. Giada, allora il campionato è finito, siete arrivate seconde, un flash diciamo su questo campionato. Sì, allora innanzitutto il campionato è andato molto bene, molto meglio di quanto ci aspettassimo. Come ha detto Davide, infatti siamo un gruppo creato da due gruppi diversi, sia a livello di età sia a livello di esperienze, quindi non c'erano grandi aspettative per quest'anno e l'unico obiettivo era quello di creare un gruppo solido su cui lavorare nei prossimi anni. E alla fine è andato tutto ben oltre le nostre aspettative, abbiamo creato questa squadra molto unita sia fuori che dentro al campo e siamo riusciti ad arrivare anche fino alla finale. Poi alla fine non siamo riusciti a portarcela a casa a causa anche di infortuni, però comunque abbiamo lottato e siamo felici del risultato ottenuto. Ancora complimenti. Invece Arianna, l'atto invece Under 19 com'è andata? Il campionato Under 19 purtroppo è andato diversamente dal campionato Serie C, però comunque abbiamo lottato fino alla fine, ci siamo divertite, abbiamo faticato, abbiamo lottato come ho detto ed è stato comunque un campionato bello anche se non è andato come speravamo. Importante mettercela sempre tutta. Invece programmi futuri? Tra una settimana inizia Coppa Liguria e speriamo che questa vada diversamente, ecco. Sicuramente, allora in bocca al lupo per la Coppa. Invece per gli Under 14 e 15 c'è Elena. Elena, ti chiedo da quanto sei appunto alla Polisport Lavagna e anche com'è il rapporto con il mister? Sono alla Polisport ormai da qualche anno. Tra l'altro la Polisport è l'unica squadra femminile qui del Tigullio di questi posti qua vicino. Il rapporto con l'allenatore è molto buono, è sempre lì a supportarci, a dirci come dobbiamo comportarci. È molto bravo. Promossa, allenatore promosso anche da tutti, vedo, perché vedo che tutte sorridono. Diciamo, comunque un mister tuttofare, veramente, complimenti, cioè un gran lavoro. Ecco, abbiamo poi diversi, magari fai ancora qualche, con calma, vi mettete d'accordo. Luca, vuoi fare un flash su...
Allora, cominciamo, diciamo subito, come abbiamo già detto all'inizio, che adesso mercoledì cominceranno le finali scudetto sia per il campionato maschile che per quello femminile. Avremo protagonisti la Prorecco col Savona nella finale scudetto maschile, mentre invece avremo Rappallo pallanuoto nella finale femminile. Abbiamo già detto che Rappallo è andato a vincere sul campo difficilissimo della Roma, che è una delle squadre più in forma del campionato, è riuscita a vincere per 9-8, quindi ha conquistato i 3 punti necessari per entrare nella finale scudetto, quindi giocherà contro il plebiscito Padova. Questa semifinale, vediamo se riusciranno a ottenere qualcosa, insomma, la finale scudetto, che secondo me Rappallo se la merita anche, ecco. Ovviamente il Padova non ci starà, ecco, a guardare. Il Padova è la seconda forza del campionato, quindi insomma sarà una bella lotta, una bella sfida. Parlando di imprese nella pallanuoto, però dobbiamo sempre nel campionato femminile anche parlare dell'impresa della Locatelli, perché la Locatelli Genova nelle ultime partite ha fatto i punti per evitare la discesa in Serie A2 diretta. Infatti la Locatelli ha avuto difficoltà nella prima parte del campionato, però poi nell'ultimo periodo è riuscita a ottenere quei punti e a mettere il Como dietro di sé, quindi il Como retrocede direttamente in Serie A2 e invece la Locatelli se la giocherà col Bogliasco. Purtroppo nella prima semifinale per i play-out salvezza giocheranno le 2 squadre liguri, ecco. Quindi una delle 2 poi dovrà andare a giocare l'ultima finale. Vabbè, vedremo cosa succederà. Per quanto riguarda la 2, abbiamo già detto all'inizio che la lotta interessante è quella per i play-off. C'è stata la partita, intanto vediamo alcune immagini, tra Lavagna e Florentia. Lavagna ha vinto la Florentia come si pensava all'inizio, però il Lavagna gli ha reso la vita dura, ecco, fino agli ultimi 3 minuti, diciamo, il risultato è rimasto in bilico. Poi un po' come è successo in tutto questo campionato, negli ultimi 2 minuti la squadra ospite è riuscita a prevalere sul Lavagna. E sarà interessante quindi l'ultimo turno, perché nella 2 c'è ancora un turno, perché la Chiavari Nuoto giocheranno tutte alle 18, la Chiavari Nuoto giocherà in casa con l'Arenzano e l'Arenzano è una squadra molto giovane, ostica, quindi sarà una squadra da prendere con tutte le dovute cautele, anche se il pronostico ovviamente è a favore del Chiavari. Il Torino andrà a giocare con il Bologna a Bologna, però non dovrebbe avere problemi a vincere, e il Brescia invece giocherà con Lavagna, ecco, quindi in casa ci sarà l'ultima partita per il Lavagna, sarà in trasferta a Brescia, quindi insomma è una situazione dove le 3 squadre dovranno vincere tutte, ecco. E poi in base alla classifica avulsa però il Chiavari è avvantaggiato rispetto alle altre squadre, quindi non dovrebbe avere grosse difficoltà a ottenere il pass per i playoff. Bene, allora poi seguiremo soprattutto i playoff del Chiavari. Seguiremo, poi tanto c'è ancora il turno di sabato, poi nella prossima trasmissione di lunedì vedremo appunto come saranno gli accoppiamenti e quindi come saranno gli accoppiamenti dei playoff appunto per salire in A1. Gloria, andiamo un pochino, sì, ancora da San Lorenzo, perché esatto. sennò poi bisogna tenerli sempre viva la squadra, Marco. Vai. Allora, Alberto, io ti chiedo che adesso la promozione è arrivata l'anno prossimo. Beh, l'anno prossimo, adesso domenica ci giochiamo una finale di Coppa Liguria, quindi la testa adesso è assolutamente tutta lì. È la prima volta che il San Lorenzo arriva così avanti in questa competizione, ci teniamo sicuramente a far bene e speriamo bene. Giochiamo contro il Dego Calcio, che è una squadra del Savonese, che vinca il migliore. Allora, appuntamento quando? Alle 5:30 domenica. A Pra. Coppa Liguria, come la coppa delle ragazze del basket. Che casualità.
Invece passiamo di qui e andiamo sempre da un altro Alberto, lui è il vice capitano, e ti chiedo, Alberto, quanto è importante il gruppo e se è vero appunto la frase che si dice bel gruppo e diciamo buon campionato. Ma il gruppo è fondamentale. Noi fin dall'inizio siamo stati capaci di unirci e giocare partita dopo partita, migliorando sempre di più e cercando di esprimere le idee del mister, e penso che questo si sia visto in campo. E è stato bello perché ci siamo divertiti, avevamo un obiettivo e l'abbiamo raggiunto, e adesso abbiamo ancora una partita molto importante da giocare. Ma quanto avete festeggiato? Tanto, ma non abbiamo ancora finito. Allora, facciamo l'ultimo flash. Applauso. Con un dirigente, lui è Giampaolo, appunto ti chiedo un flash sull'annata in generale. Sì, l'annata è stata un'annata, che dire, entusiasmante, ma è stata un'annata entusiasmante non solo va da sé per i risultati, ma proprio per il tipo di gioco che abbiamo espresso grazie al nostro mister. E a riprova di questo, il tanto pubblico che è venuto a seguirci al Broccardi, anni indietro è sempre stato vuoto o quasi, invece quest'anno è stato un piacere vedere giocare la squadra calcio e per questo noi siamo molto contenti. Ora ci approcciamo al prossimo anno, sarà 35 anni di storia del San Lorenzo, guidata dal presidente Alberto Balzi, che oggi non può essere qui per impegni di lavoro, e quindi niente, ci teniamo a fare bene il prossimo anno. Adesso però pensiamo a finire alla grande questa stagione con la Coppa, vediamo cosa succederà domenica prossima. Nonostante qualche defezione, io credo che i ragazzi siano pronti per fare una grande prestazione. In bocca al lupo per la Coppa e per i festeggiamenti, allora. Aspettiamo il risultato, Aspettiamo il risultato, Ok, così lunedì, ok. Allora, qua, visto che abbiamo tanti sportivi, ma questa sera è basket e calcio, Domenico, come sei messo con gli altri sport? Segui il basket, ad esempio? Poco, non tanto. Oltre al calcio? Oltre al calcio, ciclismo, che è uno sport che pratico anche. Il basket lo seguo, ma non tantissimo. Invece Davide? Solo basket? Più che altro perché non ho tanto tempo. Quest'anno abbiamo allenato 4 campionati, poi lavoro a parte. Sono sincero, poi guardare le partite mi annoia. Sembra assurdo, ma è così. Anche quando magari guardo per preparare per la prossima partita che giochiamo contro, dopo un po' preferisco andarla a vedere. Quando ho un po' di tempo magari sì, vado a vedere una partita di calcio, anche se come dire, quest'anno per la mia fede non è andata benissimo, io tifo Doria, quindi non è andata proprio bene. Vabbè, ma si è un po' risollevato. Però sì, diciamo così. E poi anch'io guardavo un po' più il ciclismo quando ero piccolo, ma in generale pallacanestro, calcio e poco di più. E l'Anna? Beh, io per questioni familiari ho visto tanto calcio, tanto, proprio tanto. E papà era a Genova? Papà era a Genova, ma papà ha allenato, papà ha fatto il dirigente, papà E calcio. poi, come gli è scattata la molla sul Non basket? è che gli è scattata, gliel'hanno fatta scattare, come dico io, Suo quando noi siamo stati promossi in Serie B nel 96, perché la Polisport Basket Ravagna dal 96 fino a 2 anni fa ha sempre partecipato al campionato di Serie B interregionale Nord Italia di pallacanestro femminile. È stato convinto dal mio allenatore dell'epoca a fare il dirigente, a dare una mano, serviva qualcuno che trovasse sponsor, serviva qualcuno che facesse il dirigente, ed eccolo lì che è passato, si è trasferito dal calcio dove ha fatto di tutto e di più e niente, è passato alla pallacanestro. La figlia ha fatto fare quel salto lì. Sì, ma di pallacanestro diciamo che non ne sapeva niente, non sapeva neanche le regole. Ma poi è diventato esperto. Poi Ma no, ma del tipo sono passati a zona e lui ti guarda e ci fa: da cosa l'hai capito? E quindi no,
Sapeva di sport, Tanto ma non nello specifico di pallacanestro. lo ricordiamo papà, che per chi ha seguito il basket è una figura indimenticabile. Marco, invece dalle parti tue, dopo tanti anni di allenatore di calcio, hai avuto così il modo di seguire anche qualche altro sport? Ti piace qualche altro sport? Allora, in televisione il calcio non lo guardo. Niente. No, assolutamente. Ciclismo, moto, macchine, tennis. E devo dire che nei 2 anni che sono stato fermo ho seguito anche poco il calcio sui campi dilettantistici. Avevo staccato proprio la spina, in parte ne avevo bisogno e in parte ero un po' deluso, diciamo, da quello che era successo e da quello che gira intorno all'ambiente calcistico. E dietro a quelle cose lì, poi ripeto, cioè, In TV, insomma, il calcio non lo vedi. No, assolutamente, in TV. Infatti mia moglie mi dice: cosa paghiamo a fare Sky che tanto non vedi mai le partite. È una sicurezza bello che così magari ti venisse voglia. Poi potrei guardare giusto qualche partita di qualche squadra divertente che gioca bene a calcio. Ecco, l'Atalanta ogni tanto la guardo. L'Atalanta. Perché sono amante di vedere belle partite, non partite noiose. Allora avrai visto però Sinner del tennis in questo periodo. Sì, no, quello sì, beh, a parte Sinner, ripeto, anche... Allora, ti interrompo perché andiamo sempre sul basket. Questa sera abbiamo Giacomo in collegamento dal Palazzetto dello Sport. Tutti, siamo sempre qui all'allenamento dell'Ora da Basket, questa volta con Giuliano Marenco, l'allenatore. Domani sera alle 21 da pallo c'è gara 3 contro la Next Step da pallo, parliamo delle semifinali, quindi chi vince va in finale. Tanto cosa vi aspettate da questa gara 3? Ma ci aspettiamo innanzitutto di riuscire a fare un po' meglio rispetto a quello che abbiamo fatto in gara 2, cioè per noi il massimo sarebbe ripetere la prestazione di gara 1 che era stata eccellente. In gara 2 siamo calati un po', loro sono stati bravi a giocare sotto pressione, purtroppo non ce l'abbiamo fatta. È una serie comunque molto equilibrata, io credo che anche domani ce la giocheremo fino all'ultima palla. In generale come è andata la stagione, come hai visto i ragazzi? Tanto il gruppo è cambiato molto rispetto all'anno scorso? No, assolutamente, abbiamo reinserito Garibotto che è un giocatore storico per questa società, è un mio giocatore storico, che ci ha dato molto sia dal punto di vista tecnico che ancora di più probabilmente sotto il profilo umano, cioè i ragazzi hanno preso consapevolezza di quanto possano essere forti. Non avevamo cominciato bene, poi abbiamo svoltato e secondo me abbiamo fatto un anno ancora migliore rispetto a quello dell'anno scorso. Questo campionato è più bello, è molto più difficile, sono molto contento di come è andata. Certo che adesso dobbiamo giocarci assolutamente la finale. Perfetto, allora buona continuazione di allenamento e buona fortuna per domani sera. Grazie mille. Bene, allora riprendiamo. Davide, chi vince la bella secondo te? Domani è dura perché sono entrambe 2 squadre forti, non mi sbilancio perché conosco entrambi e non vorrei che mi venissero a cercare a casa, entrambe le società, quindi vincerà lo Sport, però sarà sicuramente una bella partita perché sono 2 squadre forti. Sì, perché Chiavari è andato a vincere a Rapallo e poi Rapallo ha perso in casa. Quindi, diciamo, dico supplementare. Supplementare. Mi sbilancio che va al supplementare, però Vediamo chi se vince... l'Anna si sbilancia un po' di più. No, io non seguo, io mi occupo di basket femminile, mi occupo di polisport, già maschile non frequento. Allora andiamo un po' a presentare, hai una tua atleta in postazione. Esatto, lei è Silvia, ha 13 anni, io ne ho 25, sembra il contrario, però va bene, nuove generazioni sono così. Silvia passa da una squadra mista ad una tutta femminile quest'anno. Com'è stato questo passaggio? Ma di sicuro il cambiamento è stato molto forte, anche perché sì, mi trovavo molto bene all'interno della squadra maschile, ma sicuramente il passaggio ad una femminile è stato migliore. Tra l'altro ho trovato un gruppo magnifico che mi ha accolta subito e anzi ho fatto tantissime amicizie, tra cui molto importanti, e
niente, sicuramente è bellissimo, è un'esperienza meravigliosa, sia da un lato che dall'altro. E il mister è promosso anche per te? Sì, promosso. Mister, promosso da tutte. Ma io però farei anche un po' il contrario, voglio dire, no? Perché qua se noi mister sono messi in difficoltà, se tu promuovi la giocatrice. Sono super promossi. Sono super promossi. Volevo quotare quello che ha detto Marenko prima, cioè anche per noi è stato, nonostante l'anno scorso abbiamo vinto, quest'anno siamo arrivati seconde, questo campionato era molto più difficile dello scorso, quindi è un risultato ancora più importante di quello dello scorso. Condivido quello che ha detto lui e volevo approfittare del momento per dirlo. Bene, allora salutiamo Giulia. Silvia. Grazie Silvia. Benissimo. Allora ritornerei un po' al calcio di Serie C. Abbiamo il servizio della Virtus Entella che ieri appunto ha giocato e ha vinto 1-0 con le Recanatese. Abbiamo 2 interviste del capitano e del mister, poi così Giorgio ci racconta ancora un pezzetto perché qua sta andando veloce questa sera. Penso che oggi, per come siamo scesi in campo dall'inizio, ma questa partita l'abbiamo giocata durante la settimana, cioè è stata una settimana in cui abbiamo veramente sofferto. La sconfitta di Rimini ci ha fatto male, anche la sconfitta della Spalla il turno prima ci ha lasciato veramente tanta rabbia dentro. Volevamo dare una risposta in primis a noi stessi, alla società, al mister, al tifo e ce l'abbiamo fatta, siamo stati bravissimi. Questo gruppo ha veramente faticato ma ha lottato fino all'ultimo per raggiungere questo obiettivo. Dici benissimo, abbiamo fatto veramente una settimana sofferta da quando ci siamo rivisti. C'era poca voglia di stare in giro, c'era tanta voglia di mettere la testa alla partita che veniva, cioè questa. C'era tanta voglia di rivalsa, di prendere una salvezza che questo gruppo ha meritato durante il campionato. Sì, abbiamo fatto la partita, hanno fatto i ragazzi la partita che dovevamo fare, perché nell'ultimo mese questo aspetto arrembante l'avevamo un po' perso e dopo la partita col Pontedera, e quindi la richiesta è stata proprio di questo tipo di partita, perché se no la tensione avrebbe potuto fare brutti scherzi. Invece aggredendo la partita, andando sempre al massimo, ha fatto sì che la squadra è riuscita a fare una gara all'altezza, meritando la vittoria, rischiando anche qualcosa, però va bene. È stata una stagione sofferta, complicata, dove abbiamo fatto crescere tanti ragazzi e quindi sono soddisfatto, perché poi alla fine, quando riesci a raggiungere quello che era l'obiettivo della società, perché a gennaio la società ha chiesto la salvezza e nient'altro, e quindi pur soffrendo però l'abbiamo ottenuta. Ecco, ritorniamo in studio. A proposito di mister, Domenico, finita proprio le partite è arrivata la notizia, il comunicato della società del Sessi Levante, che Enrico Barilari non sarà più allenatore del Sessi Levante. Probabilmente, insomma, succede nel calcio, come in tutti gli sport. Diciamo che finisce una bellissima storia dove ci sono stati 3 miracoli, perché comunque lui ha fatto 3 miracoli. Probabilmente avrà anche delle richieste, spero anche di categoria superiore, perché oltre ad essere un bravo allenatore è anche una persona straordinaria, perché non è mai in vetrina, però il suo lavoro ha pagato tantissimo, perché aver vinto il campionato di Serie D, aver vinto lo scudetto di Serie D e aver salvato la squadra, bisogna ricordarsi che ha giocato tutte le partite fuori casa, perché non aveva il campo a disposizione, quindi è stato un autentico miracolo, che bisogna fare complimenti alla società e appunto ad Enrico, perché ai giocatori chiaramente, perché è un risultato secondo me straordinario. Invece Giorgio, giungiamo al racconto, ma come nasce questo cuore bianco-celeste da Grosseto? Allora, intanto diciamo, io sono l'intervallo di questa trasmissione, nel senso che parlerò della mia vita come tifoso e non come atleta.
Ok, Mio allora padre siamo era- in intervallo. Ecco, mio padre No, era, invece no. era un militare, fu trasferito a Chiavari alla caserma Caperana di Caperana nel 1952, io avevo 3 anni, ho passato la mia adolescenza, la mia storia anche come dire, di scuola, eccetera, eccetera, e mi sono subito affezionato al calcio perché a me piace solo il calcio, ecco, per rispondere anche ai colleghi presenti qui. E niente, quindi ho seguito l'Entella, poi quando mio padre naturalmente come militare ci sono i trasferimenti sempre nella loro attività lavorativa, quando fu trasferito a Grosseto è chiaro che io, amante del tifo, del calcio e compagnia bella, ho anche fondato questo club biancorosso anno zero nel 1970, però ho sempre seguito anche l'Entella, anche per un discorso affettivo, anche perché poi io tutto sommato, a parte il calcio e a parte l'Entella, io sono sempre affezionato a Chiavari, quindi un motivo per cui io sono anche e vengo spesso non è soltanto il discorso dell'Entella. Come Entella ci tengo a dire anche a chi mi ascolta e con i quali ogni tanto ho qualche discussione che io mi ritengo un tifoso con la T maiuscola, per cui sono un tifoso, come dire, aziendale. Allora, poi dovete sapere perché Giorgio ha un'altra passione, o ha avuto, anche lui da giornalista, diciamo, no? Dilettante. Dilettante, però gli è capitato a Tele Grosseto tanti anni fa un'intervista, pensate voi, a Maradona, una delle prime che credo che abbia fatto quando è arrivato in Italia. Se vogliamo dalla regia abbiamo forse un minuto, così lo vediamo, così anche lui era un po' più giovane, non solo Maradona. Se lo vediamo insieme. Maradona davanti alle telecamere di Tele Grosseto, anche per interessamento del dottor Giuliano, addetto stampa della società. Diego, sei la stella forse più lucente del firmamento internazionale, approdi sul palcoscenico del calcio italiano, forse il più bello, il più interessante, il più difficoltoso. Cosa puoi promettere ai tuoi nuovi sportivi, a quelli napoletani e agli sportivi italiani in genere? Yo prometer es muy, no creo que me guste prometer nada cuando no lo puedo realizar. Yo creo que le doy a la gente realidades. Yo doy sacrificio dentro de la cancha y todo. Insomma, non parlavo ancora l'italiano. Poco. Volevo spiegare un attimo velocemente. È stato un colpo di fortuna perché in quell'anno il Napoli era in ritiro a Casteldelpiano, un paese alle pendici del Monte Amiata. Quando si seppe che Ferlaino era già partito per Barcellona per andare a prelevare Maradona, io con l'equipe di Tele Grosseto ci presentammo subito. Come avete visto anche l'immagine non è precisa perché immaginate fuori dallo stadio c'erano giornalisti di tutta Italia e anche di altre tv locali di Grosseto e attraverso amici degli amici si riuscì a fare questa intervista. Però per non fare tanta pubblicità di questa intervista fu fatta nel sottoscala dell'accesso alla tribuna dello stadio. Ecco perché non è Quanti molto... anni fa, ti ricordi? Sarà il 75, credo, 74-75. Bene, allora facciamo un applauso a Giorgio. Allora, abbiamo una piccola rappresentanza, forse il nome li facciamo dire. Il Dai. nome a questi ragazzini, come vi chiamate? Tommaso, Filippo, Martin, Ricky. Ultima cosa veloce, quanto vi piace giocare a calcio? Tanto? Tanto! Eccoli. Il portiere sei tu? Io e Filippo e Giacomo. Tutti i portieri. Bravi. Bravi. Bene, Luca, abbiamo ancora qualcosa extra pallanuoto?
Sì, diciamo che ci sono state le gare Master a Camogli, una bella giornata, fortunatamente era vasca scoperta, quindi fortunatamente però poi è uscito il sole, quindi che ha scaldato, e quindi si è potuto svolgere tutto nel migliore dei modi. Ci sono state delle regate, c'è stata la vela K Chiavari, per cui abbiamo visto il mare colorato dalle vele, appunto. È partita la Transat, la vecchia, quella che una volta era la Ostar, cioè la regata oceanica, quindi insomma con i 40 piedi, barche che sembrano più dei gommoni che delle barche a vela, che però galleggiano sull'acqua e vanno come non so cosa, e quindi insomma seguiremo. E poi c'è sempre il discorso della Coppa America, perché adesso si è presentata anche American Magic, la sfida americana, e manca solo la barca francese, quindi a questo punto insomma le barche sono state svelate. Ecco, diciamo che dalle immagini che si sono viste non è che si sia capito proprio tanto, ecco. Giustamente un po' con le pitturazioni varie eccetera i team cercano di nascondere le caratteristiche delle barche, ecco. Però ci sono due barche che diciamo vanno un po' oltre la forma tradizionale, anche se queste sono barche che con i foi vanno a delle velocità sopra i 40 nodi, e quindi ci sarà poi modo più approfonditamente, un po' più avanti si capirà meglio, e vedremo se con Vittorio D'Albertas riusciremo a averlo qui per farci spiegare un po' meglio, ecco. Bene, allora abbiamo visto, ecco, dalla regia arrivano queste immagini. Insieme a Anna Davide diamo i risultati anche delle altre squadre, che ormai siamo giunti comunque proprio all'ultimo. C'è stato l'Erici Tigullio Santa Margherita Ligure, ha vinto il Lerici per 61-44, perciò vince l'Erici la serie 2-0, e appunto l'Aurora Chiavari Neste per Rappallo 58-68, e domani sera, credo alle 21, a Rappallo ci sarà la finalissima. Ritorniamo, ci avviciniamo alla fine. Esatto, e per chiudere Federico Ansaloni, San Lorenzo della Costa, è arrivato in corsa a dicembre in questa squadra. Anche lui con Lorenzo, uno dei ragazzi che ha fatto più gol. Quanti gol hai fatto, e anche per te, diciamo, le sensazioni ad essere arrivato comunque in corsa? Allora, ho fatto 13 gol in campionato e 3 in Coppa, quindi 16 totali, e sono contento di essere arrivato in questa squadra, un grande gruppo, e di aver contribuito comunque alla vittoria del campionato. Non vediamo l'ora di giocare domenica prossima alla Coppa e che vinca il migliore. Sei pronto per i festeggiamenti comunque anche tu? Abbiamo già festeggiato e speriamo di continuare a festeggiare. Ok, grazie. Allora il tifo lo abbiamo anche qua, vicepresidente. Ma te l'ho detto prima, loro si sono integrati da subito. È bello stare con loro al campo, è bello stare con loro fuori, è piacevole. Adesso, come si suol dire, la torta l'abbiamo ordinata, manca la ciliegina, speriamo domenica di potercela mettere e di riuscire a mandarvi una foto con 2 coppe invece che con una. Assolutamente, la daremo in diretta lunedì prossimo. È inutile, non so, si parla sempre dell'anno prossimo, Leo, Camisa sarà confermatissimo. Ma no, gliel'ho detto scherzando l'altra sera, lui non lo sa, ma è la verità, lui ha firmato il contratto che lo lega a San Lorenzo, ha firmato un biennale, lui ha letto annuale ma era senza occhiali, quindi io gli ho fatto vedere con biennale. Ovviamente la speranza nostra di tutti è che lui rimanga qui, perché deve compiere l'impresa che non è riuscita ancora nessun mister, quella di salvare il San Lorenzo in prima categoria. Quindi abbiamo sempre preso l'ascensore, seconda, prima, seconda, seconda, prima, seconda. Adesso ci siamo andati e ci vogliamo rimanere. Abbiamo costruito una squadra di giovani,
Quindi... Sentiamo cosa dice l'allenatore. Marco, confermi tutto? Cioè che starai a San Lorenzo e li salverai? Adesso godiamoci ancora questa settimana, poi andiamo tutti in vacanza, poi avremo il tempo per sederci, ragionare tutti Leo insieme. non è convinto, mi sembra. No, ormai ho i capelli bianchi e nel calcio bisogna sedersi e siccome loro sono persone serie e sono persone che se dicono delle cose poi le mantengono, vedremo, tutto è aperto. Mi fai fare i complimenti anche al Casarza che sono arrivati dietro di noi, che penso che dovrebbero essere saliti anche loro in prima categoria, che dove allena il mio amico D'Amelio. Voglio fare i complimenti anche alle due squadre che sono arrivate dietro di noi, perché è stato un campionato molto avvincente, grazie anche a loro. E un ringraziamento al villaggio, perché comunque ieri ci hanno ospitato in un modo fantastico, non ce l'aspettavamo, e quindi voglio fare un ringraziamento a tutta la società, a tutti quelli che ci hanno accolto in quel modo lì. Bene, grazie Marco. Credo che lo sport tutto abbia bisogno, no, di questo modo di approcciare, ecco, i risultati e il gioco. Prima di chiudere abbiamo per il basket Anna mi ha dato una locandina, vediamo se è stata recepita all'ultimo minuto. Eccola lì, prontissimi, allora ce la spieghi tu. Allora, questo sostanzialmente è un invito per tutte le ragazze dagli 11 anni in su a venire a provare i nostri corsi e a iscriversi a un corso di basket. Noi ci occupiamo, diciamo, dagli 11 anni in avanti solo di pallacanestro femminile. Siamo, come diceva una delle mie ragazze, una delle pochissime società nel Tigullio che si occupa di basket femminile. C'è qualche altra squadra, ma diciamo gruppi, diciamo spot a seconda delle annate che magari delle ragazze che si iscrivono, mentre invece per noi è tradizione, nel senso che noi ci poniamo l'obiettivo di avere un settore giovanile possibilmente con tutte le categorie. So che parlarne di fronte a chi fa calcio è una cosa abbastanza scontata, vi garantisco che nella pallacanestro femminile in Liguria e soprattutto nel Tigullio non è così semplice avere tutte le giovanili di tutte le categorie. Noi quest'anno abbiamo fatto Under 14, Under 15, Under 19 e l'anno prossimo speriamo di aggiungere ancora qualche pezzetto. Stiamo lavorando molto sul mini basket e sul settore mini basket che invece è misto e sul settore giovanile, proprio perché vogliamo che sia, diciamo, la base su cui costruire anche le prime squadre. Bene, allora Davide è confermatissimo, no? Certo, Certo. se può rimanere. Sì. Ecco, loro siete già d'accordo. No, sì, già. Benissimo. Allora, salutiamo anche... Ecco, c'era... Aggiornamento Genoa 3-0. No, super Genoa, quest'anno. Domenico, come salutiamo insieme tutto il Casarza? Allora, intanto volevo ringraziare tutti i genitori che hanno partecipato tramite i loro bimbi alla nostra attività e speriamo che ne arrivino altri. Volevo ringraziare tutti i dirigenti che si occupano dei ragazzi, tutti i formatori che spendono moltissimo del loro tempo per fare sorridere questi bambini e farli giocare, e poi il risultato migliore di tutti non è la vittoria, ma è il sorriso che loro, la spensieratezza che loro possono avere a quell'età. Quindi grazie a tutti. Bene. Salutiamo tutti i tifosi che qua sono rappresentati dal tifoso della Virtus Entella, Giorgio Mangiapane. Un bel applauso al tifoso. Salutiamo tutta la nostra squadra. Ciao Gloria. squadra, ciao a tutti, Ciao, ci rivediamo squadra. lunedì. Ci rivediamo lunedì, sempre alle 21, canale 12. Esatto, buona serata a tutti. Buona settimana, arrivederci.